Il calcio inizia con il piede giusto il girone del ritorno del Treviso Calcio. Ieri bella vittoria contro il Poggibonsi, ora la squadra di mister Zanin è ad un punto dalla vetta. Inizia con il piede giusto il 2012 per il Treviso Calcio. Vittoria ieri al Tenni contro il Poggibonsi e salto in classifica a ridosso della prima, il Casale, sconfitto fuori casa ed ora solo ad un punto. Il gol vittoria è dai piedi di Gallon su assist di Ferretti, ma è tutta la squadra biancoceleste a girare bene con Biagini su tutti. Il Treviso parte meglio con 2 azioni al primo minuto e al nono, ma senza fortuna. Poi la pressione si fa sempre più insistente, ma Diotto si fa parare 2 volte da Sportorello. Al 29esimo occasionissima per Falomi, ma è bravissimo Sartorello ad opporsi. Al 33esimo ci prova Torromino di destro da fuori, ma la palla finisce di poco alta. Poi bandiera da lontano, ma il portiere toscano para in 2 tempi. Ferretti penetra in aria e il miracolo è del portiere ospite. Nel secondo tempo poche le azioni degne di nota. Al 59esimo il Poggibonsi ci prova dal limite, ma la palla finisce alta. Poi Torromino alto sulla traversa. Ancora il bomber calabrese cerca la diagonale fuori di poco. Il gol è nell'aria e arriva al 74esimo dopo un'azione di Ferretti, sponda con bandiera e assist per Gallon, entrato da pochi minuti, che insacca sul secondo palo. Una rete che vale 3 punti meritati. Sapevamo che potevamo soffrire con una squadra come il Poggibonsi e quindi abbiamo concesso solo una palla al primo tempo. Non era neanche facile perché giocavano tutti dietro lì una palla. Nonostante questo abbiamo creato 3 palle gol davanti alla porta e non abbiamo mai smesso di crederci. Nel secondo tempo, nel momento che siccome avevamo speso anche molto, c'era il momento di rifiatare, non ci siamo scomposti, comunque siamo stati ordinati e ci mancava quella zampata giusta per sistemare questa partita e credo che insomma non ci siano dubbi sull'esito della gara. Ma io appena sono entrato avevo tanta voglia di fare bene appunto per il Treviso e sono stato fortunato a farmi essere lì su quella palla che ha messo in mezzo Andrea.